No, prima passo un attimo a prendere il vinello. Oh, adori bastare. Buongiorno Italia, benvenuta nella GoPro ufficiale delle puntine del mondo. Sì, che detta così fa anche figo, ma in realtà solo una ne ho, cioè è anche troppo che ho quella. Puntine del mondo su un canale Poiretto. È il momento storico, miliare, no? Cosa stiamo facendo? Stiamo andando dal Mirko a Padova o Padova, come dicono quelli certi da fuori, a finire le modifiche, diciamo, di elettronica, prese, casse eccetera eccetera al Pullman, in più anche un antifurto particolare che ovviamente non possiamo dire sul canale com'è fatto eccetera eccetera. Però prima, cioè, non è che possiamo presentarci dal Mirko mani vuote. Wow, che bellissima giornata Italia, che bello, che bello. 1,1,99 qua il gasolio, mentre però Singano, dalle zone più o meno di Portogruaro, aspettate, parlo più basso perché ho la GoPro attaccata alla bocca, lo ha fatto a 1,12. pensa a te, gasolio a 1,12. Come sta Singano? Allora, diciamo tra virgolette bene, nel senso che mi sento anche bene. C'è un po' magari, sai, il corpo, soprattutto magari lo stomaco, che ha un po' i ricordi, no? della paga che ha preso con quell'antibiotico al quale ero intollerante. Però ieri sera, appunto, in compagnia di Dennis e Family, che sono anche infermieri, no? Dennis e la moglie, magari i figli ancora no, però la moglie sì, ho trovato il coraggio per provare l'altro antibiotico e comunque no, vabbè, tutto bene. Quindi appunto si faranno i video da Mirko, magari Singano non avrà, diciamo, la solita allegria, non sarà proprio acceso, però insomma si fa. Guarda che sogno di panorama Italia, altro che il mulino bianco col sole che ti batte in testa e ti ozzi, te dà fastidio. No, guarda che com'è rilassante sto maltempo, bellissimo, e guarda che colori che crea. Prima di partire passo a trovare il CP, mi fermo un attimo dal CP e dopo siamo pronti, possiamo partire e possiamo andare. Credo che comunque con la mia anda e tutto quanto, il phone, un customer, un cliente, niente, vabbè, rispondo dopo perché adesso sto guidando. Un CP? Guarda, il mio CP. Ciao CP, amore, bello, ciao, vieni qua, vieni, a pallino, dov'è, è là. Nel frattempo allungo per farmi un po' le stradine wild, cioè allungo, vado un po' fuori, guarda che bello, lungo il canale, quanto mi piace a me la campagna, bello. Vedi, in questo ristorante qui, che ha anche i tavolini fuori, guarda che bello a destra, ci venivo a passeggio con la pecora, la legavo qua al recinto e ci prendevamo lo spritz, bellissimo, che bei ricordi. Dai, facciamo il giro di qua. Che bella idrovora, Singano, miseria, che robe che avete, ciao qua, d'altronde, idrovore da Scheia, Singano, che bella chiesa ancestrale, sì, qua ci venivo di sera con Scarosso a fare l'aperitivo con la Alessia. Guarda che spettacoli, che vedi poi il brutto tempo, no? La pioggia, no? In qualche modo è comunque sinonimo di vita, no? Perché anche le piante, la vegetazione, il tutto ha bisogno dello stacco, del maltempo, della ricarica dell'acqua, no? Poi c'è il sole che fa il suo, hai capito? Si danno un po' il turno. Bello, il clima ideale, anche perché sotto antibiotico, così, sai, mi hanno detto no, sotto il sole eccetera. E quindi bello Italia, cioè, già vedi la gioia, no, che scorre nelle vene, cioè, magari è l'antibiotico che dà sti effetti, no, tipo cannabis, però i Singano, che belli gli antichi casoni, guarda. Sì. Oh Italia, adesso che ho il drone nuovo, il Mavic Mini, volevo provare a rientrare nel come si chiama? Dai, come si chiama? Quella roba militare là, no? Chiusa, abbandonata da tanti anni, ma ancora dentro i missili,
no? Ha un camper. Ciao camper! Era un nonno, ma ultimamente i nonni moderni coi camper non salutano. Male, male nonno moderno, molto male. Ah, eccolo qua il coso militare abbandonato. Abbandonato tra virgolette, perché vedi ogni tanto ci trovi in macchine. Cosa fa il nonno là? Cosa sta facendo? Ah, sta pisciando, hai visto? Che forte, hai capito? Nonni moderni, oh, cioè, diamoci una regolata, cavolo, non salutiamo, facciamo la pipì così in giro, cioè. Oh, e vai, piove, piove. Ho attivato l'avanzatissimo sistema tecnologico antipioggia di Pullmin, esatto, che sarebbero i tergicristalli. Michele, cazzo, avete la capacità di chiamarmi sempre quando ho il navigatore o sto facendo volare il drone, cioè, capito, in momenti proprio meno opportuni. Cambio. Oh, Italia, è una mattina di giugno. Guarda che mattina di giugno, e guarda la pioggia là come la vedi che viene giù, che bello, che bello, che bello. Cos'è sta velocità estrema? Oh, Pullmin, sta calmo, oh, Pullmin, dai. Pullmin è ancora giovane, Pullmin lui prende e va, cioè bisogna dargli un attimo un freno a sti pulmini giovani. No, va già via il maltempo, no, ritorna. Tiratina ogni tanto ci vuole al camper, perché non puoi andare sempre lento. Poi strade di merda, mi staccano sempre il telefono, comunque non puoi andare sempre lento, se no te lo intasi, e quindi andiamo un pochino ai 90, dai. No, aspetta, te sintesi, no, singalo e guarda. Aspetta, è venuto fuori che il tu qua, che le devo sbirciare, facciamo il Pullmin, esatto. È del mio stesso paese, di dove abitavo una volta, hai capito? Cioè, sei tu uno strani sti qua, robe. Non so se si sente anche dal dialetto. Esatto, senti tu l'accento delle compagne, altro è quello di Fabio. Aspetta una roba, fermo, cavami una curiosità. Sparagagna è una roba nostra? Come termine? Mai sentito? Mai sentito, perfetto, roba di Vicenza ora, perfetto, esatto. Perfetto. Guarda come viene qua, guarda come viene qua Italia, che bello, questo è il lavaggio camper gratuito, Eccoci arrivati, aspetta che non gli buttiamo giù la casa ai vicini di Mirko, perché poi sono anche capaci di offendersi, capisci, se gli butti giù la casa, quindi areola. Mirko! Ciao Ezio, monta su! Ciao Ezio! Wow! Casa pulito! Come? Sì, dopo ti spiego su qua sotto antibiotico col cane, sa, dopo se viene su caldo non respira più, io sono anche allergico al cane a tutti. Ora di stau tegni sempre là. Dimmi tutto ste. Dove te butte? Perché se mi butte là tegno, cioè che magari sotto non le vodo, robe del genere, 45 no. quintali. Giorno! Là tieno cosa problemi. Quindi le piani sotto? Là tieno. Butta là sotto ora. Buttatela. Oblai, è sicuro che non caschi in telefono? No, fidate, guarda. No. Ma dopo mi ci voglio, capito? Sotto poco. Ah, puito. Oblai! Ciao ragazzi. Ciao Ezio! Come che lei? Beh. Puito, per me le cose in gastrite praticamente. E dopo sto batterio che adesso sono sotto antibiotico. Invece il primo antibiotico che non mi ricordai che non puoi ora, distrutto. Sai tu tu? Sì, ho le avanti, le su. Buongiorno. Ascolta, prima che ci dimentichiamo, ti salutano Mirko, Dennis da Belluno, che grazie. mi ero convinto che era al Trentino invece se da Beun. No, Voi si è sicuri, avete che è sicuri che è da Beun, vabbè, e ora le da Beun, vabbè, convinti loro. E Paolo da Trieste ti saluta tanto. Ancora non ti conosci, però ti saluta tanto, gli dite che ti ha fatto successone, insomma, e che sta simpatico a tutti, ecco. Perfetto. Adesso l'ha intimidito, vedi, non sta a fare ste robe, Paolo, dai, sta buono.